la lucciolata che passa. Io parlo sempre piano perché Certo. sono momenti, soprattutto questo, particolarmente emotivamente molto, molto importanti. Lumini che passano lungo una strada in cui una volta c'era la vita. Nessuno si è salvato in questa contrada di Erto spazzata via dalla furia dell'acqua e del fango. Ieri sera questo lungo fiume di luce e di vita ha attraversato le vie del disastro nel giorno del 60° anniversario del Vajont. Una lunga serata, speciale Ring, ha dato voce ai ricordi, alle immagini vivide, ai tumulti dell'anima di chi è rimasto, di chi chiede di continuare a parlarne, di chi chiede ancora aiuto. È come un senso del pudore che abbiamo e non siamo stati capaci di esternarlo per tanto tempo, o come ti diceva la Tina Merlin, come unica possibilità di sopravvivenza. Comunità unite fianco a fianco, passo dopo passo, per arrivare alle 22:39 alla chiesetta del Colomber e restare in silenzio lì per un minuto. Sono le 22:39 in questo momento. Il silenzio che pesa come un pugno sullo stomaco di chi ha lasciato in quei luoghi i propri cari. Una ad una le candele accese sono posate sulla sabbia. 22:41, in pochissimi minuti, quella frana tra i 70 e i 100 km all'ora piombata nel bacino della diga. L'emozione è palpabile, è un momento che va vissuto, ci fa enormemente piacere averlo raccontato, speriamo di aver trasmesso quello che abbiamo provato noi qui. Mi sono commossa anch'io e non si può restare indifferenti davanti non solo a queste immagini, ma davanti alla storia del Vajont, e non si riesce ad essere neutrali quando si racconta il Vajont. Io non staccherei mai da questa immagine, ve lo dico veramente con il cuore, perché è molto emozionante vedere come in tanti ancora alla fine di questa giornata, dopo 60 anni, abbiano la voglia e la forza di esserci, di camminare insieme per andare a portare una luce nella storia.